Il Trapani, buon pareggio a Pescara all'esordio, gioca davanti al proprio pubblico per regalargli la prima vittoria, sperando magari nei gol di Mancosu, capocannoniere lo scorso anno della serie cadetta. Prima gara in assoluto per il Vicenza, ripescato come 22esima squadra, perché recupererà la gara della giornata inaugurale ospitando il Latina mercoledì prossimo. Squadre che esibiranno un atteggiamento tattico speculare, attuando entrambe il 4-4-2, quella del provinciale sfida inedita per la Serie B. Trapani con Marcone a guardia dei pali, a presidio della retroguardia Lobue, Pagliarulo, Terlizzi e Rizzato. Nella zona nevralgica del campo basso Ciaramitaro, Scozzarella e Nadarevic. In avanti col compito di pungere Falco e Mancosu. Risponde il Vicenza con Bremek portiere, difensori Elasni, Gentili, Camisa e Laverone. In mezzo al terreno di gioco Brighenti, Cinelli, Gerbaudo e Sbrissa. Le punte Maritato e Cocco. Dirigerà l'incontro Federico Lapenna della sezione di Roma 1, 31 anni, alla 37esima apparizione in Serie B. Riceverà la collaborazione di Gori e Soricaro, quarto uomo Abisso. Fa molto caldo, tasso di umidità elevatissimo, almeno 30 gradi di temperatura. Gli spettatori 4.800. Raikkonen e Button adesso è all'inseguimento di Vettel. Te la linea, Russo. Sì, solo per dire che il Trapani è passato in vantaggio con un colpo di testa di Terlizzi esattamente al quarto minuto, e la linea credo debba tornare a Corsini. No, ancora Delfino. E dunque, come segnalato nel flash su Giulio Delfino a Monza, al quarto minuto Terlizzi ha sbroccato il risultato in favore del Trapani. Primo calcio d'angolo dell'incontro, battuto da sinistra da Scozzarella, lo stacco aereo perentorio di Terlizzi che ha battuto il portiere dei Veneti Bremek, e sulle ali dell'entusiasmo i siciliani stanno provando ancora ad attaccare, approfittando di questo momento di sbandamento dello stordito Vicenza. Ecco il pallone che è stato recuperato però dai Veneti nella propria tre quarti campo per una posizione irregolare da parte dell'attaccante Mancosu, e quindi il calcio d'angolo che è stato battuto. Vicenza che torna dopo molti minuti nella metà campo del Trapani e potrà ora usufruire di un calcio di punizione, posizione centrale ma almeno a 35 metri dalla porta, difesa da Marcone in suo favore. Siamo giunti all'11° minuto, 30 secondi. Trapani 1, Vicenza 0 studio. Attenzione perché il Vicenza stava quasi per pareggiare, il pallone ancora non è stato allontanato, una sbadataggine difensiva da parte del Trapani. Ha cercato il fraseggio stavolta il Vicenza con Sbrissa che ha servito Cocco. Il tiro rasoterra appena deviato da Marcone, poi il pallone è stato allontanato, ma è la prima volta che il Vicenza si avvicina con pericolosità dalle parti del portiere avversario. Trapani 1, Vicenza 0. Dalla difesa della Virtus. Attenzione Dotto, attenzione, ha pareggiato il Vicenza con Cocco, colpo di testa a centro area inesorabilmente battuto il portiere Marcone. Dunque Trapani 1, Vicenza 1, a te la linea. Due colpi di testa decidono per ora il risultato. Prima Terlizzi nel primo tempo al quarto minuto per il momentaneo vantaggio interno, poi Cocco al quarto d'ora della ripresa, dopo che lo stesso Terlizzi era stato espulso al 13°, lasciando in 10 il Trapani. Cambio tra i padroni di casa al 17°, fuori Nadarevic, dentro Caldara, un difensore, ed ora è il Vicenza che naturalmente ha recuperato morale e animus pugnandi in questa fase della ripresa dopo aver ottenuto il pareggio, che cerca di portarsi in avanti. Attenzione, c'è ancora Cocco che cerca il fraseggio con Maritato al centro dell'area del Trapani. Buon per i padroni di casa che capisca tutto il difensore Pagliarulo e riesca a rimandare in avanti, ma sembra davvero stordito il Trapani, e poi ovviamente con il gran caldo, con un uomo in meno, non riesce neppure a organizzarsi, e dal punto di vista delle azioni di gioco e quindi dei fraseggi e della lucidità di gioco, neppure dal punto di vista fisico, che sembra abbandonare i giocatori di casa in questa fase. Sembra molto più pimpante la squadra del Vicenza, che ora batterà un calcio d'angolo. Siamo arrivati al 20°, Trapani 1, Vicenza 1. Recupera torna in vantaggio il Trapani, il colpo di testa di Capitan Pagliarulo, e non c'è stato nulla da fare ancora una volta per Bremek. Siamo arrivati esattamente al 39° minuto e 40 secondi della ripresa. Trapani 2, Vicenza 1, a te.
43 minuti e dunque Pagliarulo, il capitano di un indomito Trapani, ha riportato in avanti i padroni di casa. Un traversone da sinistra, un'azione che praticamente ha visto entrare un 6-7 giocatori del Trapani nell'area del Vicenza. Era sembrato il tocco di testa quello risolutivo, ma probabilmente ha colpito di piede in scivolata il capitano Pagliarulo. Un gol che non ha dato scampo a Bremek, ed ora uno dopo l'altro due cambi per quanto riguarda la squadra di casa, che vuole perdere secondi preziosi, ma soprattutto vuole cercare poi di inserire dei centrocampisti, dei difensori per mantenere questo risultato. Sono entrati prima Aramu a posto del giocatore Falco, poi è uscito Scozzarella sostituito da Feola. Mentre diamo uno sguardo al cronometro siamo arrivati al 43esimo, 40 secondi, e dunque Trapani 2 Vicenza 1, linea Corsini. Chiude la partita con un pareggio 1-1 fra... Sì, prego, Russo. È finita anche qui praticamente col risultato di Trapani 2 Vicenza 1. Ricordiamo brevemente i marcatori: Terlizzi per il momentaneo vantaggio del Trapani nel primo tempo, poi nella ripresa prima il pareggio di Cocco e poi nei minuti finali il gol risolutivo del capitano del Trapani, Pagliarulo. Trapani 2 Vicenza 1. A te. Ed è arrivata anche la prima vittoria del Trapani nei confronti del Vicenza. Ugo Russo. E così vince il Trapani con il cuore, ma anche con la maggior voglia di vincere, dopo che a metà ripresa, una volta che il Vicenza in superiorità numerica per l'espulsione di Terlizzi aveva pareggiato con Cocco il gol iniziale dello stesso Terlizzi, a metà ripresa, dicevo, il Trapani era sembrato povero di morale ed energie, ed invece sospinto dal proprio pubblico l'11 di casa ha attaccato poi fino alla fine, raggiungendo il definitivo vantaggio con Capitan Pagliarulo. I due della coppia centrale difensiva hanno dato il successo ai siciliani, che volano a 4 punti in classifica. Per il Vicenza amaro esordio. Ricordiamo il finale: Trapani 2 Vicenza 1. Il nostro servizio dallo stadio provinciale è terminato.